ripartire dopo la pausa invernale, abbiamo scelto di visitare il grazioso borgo di Soave, in provincia di Verona. Abbiamo sostato all'area sosta comunale, che si trova a ridosso delle mura che circondano la cittadina. È confinante con la caserma dei Carabinieri, quindi ci si sente anche sicuri. L'area sosta è su autobloccanti, in piano, con una comoda entrata. C'è il carico-scarico con 2 rubinetti separati, per carico con acqua non potabile e uno per carico acqua potabile, e sono presenti i bidoni per la raccolta differenziata. L'area può ospitare una ventina di camper. Per ogni piazzola è possibile l'allaccio alla corrente, 800 watt ciascuno. Per gli stalli più lontani è necessario avere un cavo più lungo di 25 metri. Il costo è di 13 euro per 24 ore. È possibile pagare in contanti o con bancomat. La sosta massima consentita è di 48 ore. L'area è molto comoda per visitare Soave e il suo castello. A circa 500 metri potete trovare negozi, bar e ristoranti. Adatta a brevi soste. Soave è stato eletto Borgo dei Borghi nel 2022. Immerso nelle colline ai piedi dei Monti Lessini, è famoso anche per l'omonimo vino bianco qui prodotto. Il borgo è completamente racchiuso dalle imponenti mura che lo circondano e che, costruite nel 1300, sono ancora perfettamente conservate. Le mura sono intervallate da 24 torri merlate. Anticamente solo 3 porte davano accesso al paese: Porta Aquila, Porta Vicentina e Porta Verona, che è quella che dà l'accesso alla bellissima via Roma, via centrale, piena di localini caratteristici, wine shop e splendidi palazzi. Risalendo la via Roma incontriamo il Duomo di San Lorenzo, che più volte ristrutturato ha una facciata principale con richiami al neoclassico e una volta con dei dipinti fantastici. Poco più avanti sulla nostra strada troviamo il Palazzo di Giustizia, un edificio con loggia e 4 arcate. Nel mezzo della facciata è presente un poggiolo con sopra di esso una statua della Vergine, con bambino, scolpita in tufo. Il palazzo ospita una enoteca al piano terra e uffici del Tribunale di Verona al piano superiore. Più avanti troviamo il Palazzo del Capitano, ora sede del comune, che ospitava i capitani, appunto, che erano la massima autorità locale. Noi abbiamo cenato alla Bigoleria della Rocca, un ambiente genuino, rustico, un'osteria dove si mangia benissimo con bigoli o altri formati di pasta fatti in casa, con tantissimi condimenti e porzioni abbondanti, circa 200 grammi. Personale molto gentile. Ci hanno trovato un tavolo anche se erano pieni. Vi consigliamo di prenotare. Soave è sovrastata da un magnifico castello scaligero. Le origini del castello, opera interamente fortificata, risalgono al X secolo, quando il re decise di costruirne le mura per contrastare le frequenti incursioni dei predoni. Il castello non è mai stato una residenza signorile, ma un avamposto di difesa, prima gestito dai capitani dell'esercito e poi dai signori di Verona. Nel 1300 fu restaurato appunto dagli Scaligeri e dotato delle cinta murarie che ancora oggi avvolgono il borgo. Dopo il 600 fu venduto e completamente abbandonato, tanto che le stanze, che erano scintillanti di armature, furono usate come deposito per gli attrezzi agricoli e le mura vennero usate come pareti per stalle, fienili e pollai. Alla fine dell'Ottocento fu acquistato dal senatore Camuzzoni, la cui famiglia è ancora oggi la proprietaria, e fu minuziosamente ristrutturato in tutte le sue parti. Oggi è costituito da una torre principale attorno a cui si sviluppano i giri delle mura che separano i 3 cortili. L'ingresso principale, che si trova nella parte più a nord, è munito di un ponte elevatoio.
Al centro del primo cortile troviamo il pozzo e sulla parte delle mura che guarda verso sud un affresco. Attraverso una porta saracinesca si accede al secondo cortile e tramite una ripida scaletta metallica si arriva al terzo. E qui è possibile passeggiare sul camminamento delle mura e lasciar vagare il nostro sguardo su tutta la vallata circostante e infine entrare nel torrione principale, che rappresentava l'ultimo baluardo di difesa. Esso ha una pianta esagonale e si sviluppa in altezza. Fu probabilmente luogo di prigione e torture, visto che durante il restauro fu trovato uno strato alto quasi 2 metri di resti di ossa umane. All'interno troviamo la sala del corpo di guardia, con armature complete e armi appese. Sopra di essa vi è la stanza detta camminata, per la presenza del grande camino, finemente decorata e usata per intrattenere ospiti. Si passa poi alla camera da letto del capitano, dove troviamo un imponente letto a baldacchino, un inginocchiatoio e un prezioso affresco. Arriviamo così nella sala da pranzo con l'enorme credenza e il lunghissimo tavolo messo sempre di sbieco, di modo che gli ufficiali seduti avessero sempre molto vicine le pareti e non fosse possibile per loro essere attaccati alle spalle. Il castello è visitabile in autonomia, ma troverete, se volete, il custode che vi accompagnerà e sarà ben felice di rispondere ad ogni vostra domanda e raccontarvi la storia del castello. In questo periodo gli orari di apertura sono dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. Il castello è chiuso il lunedì. L'ultima entrata è 3/4 d'ora prima dell'orario di chiusura, in quanto ci sono stanze non dotate di elettricità. Il costo è di 7 euro, 4 per i bambini.